Anche se la situazione è drammatica, che dobbiamo continuare a resistere, a lottare, anzi che dobbiamo incominciare a preparare il futuro. Sono convinto che un grande cambiamento sia possibile. Lo è ancora, nonostante recentemente abbiamo assistito a una cosa vergognosa sul piano politico. Sono convinto che ci siano ancora possibilità per cambiare questo Paese e sono sicuro che in questo processo di cambiamento la FIOM sarà in prima linea. E vorrei chiudere questo mio saluto dicendovi che Emergency sarà con voi. Noi stiamo lavorando anche in Italia in questo momento. Mai ci saremmo aspettati che dopo aver portato per quasi 20 anni sanità nei paesi in guerra dovessimo occuparci di portare sanità anche nel nostro Paese. La ragione è molto semplice, perché anche l'Italia oggi è un paese in guerra. È un paese in cui c'è una guerra spietata, crudele, atroce contro i poveri. C'è una guerra contro i cittadini. C'è una guerra che ogni giorno fa migliaia e migliaia di vittime. Io credo che dovremo andare avanti con fiducia e con ottimismo, non lasciarci incantare dalle sirene che vedono un futuro impossibile. Il futuro non è impossibile. L'utopia non è impossibile, è un progetto che si realizza e credo che questa piazza, la piazza della FIOM, sia il primo segnale. Spero in questo cambiamento, saremo con voi. Con orgoglio che dirò queste cose. Vorrei proprio partire da questo punto, questa piazza. Noi, a diversità di altri che hanno pagato le persone per andare in piazza, per contestare la magistratura, la legalità, la giustizia del nostro Paese, noi siamo qui invece non per interesse personale. Siamo qui proprio perché non rinunciamo a un'idea di fondo, quella di cambiare questo Paese, quello di mandare a casa le persone che hanno prodotto i disastri in questo Paese, che stanno determinando povertà e difficoltà. E vorrei dire anche un'altra cosa. In questi anni hanno cercato di cancellare i diritti nelle fabbriche, hanno cercato di cancellare la FIOM. Ognuno di voi potrebbe raccontare nel suo luogo di lavoro, nel suo posto, cosa ha significato tenere la schiena dritta, non rinunciare alla propria dignità, difendere la democrazia e i diritti. E allora lo dobbiamo dire con chiarezza, non solo non ci hanno cancellato, ma siamo ancora qui e continueremo a essere qui per cambiare questo Paese. E io ringrazio le parole di Rodotà, di Strada, vi ringrazio perché sono stati qui insieme a noi e di tutti quelli che sono intervenuti, perché noi proprio per questa ragione siamo qui oggi, perché vogliamo offrire un terreno di riunificazione di questo Paese, ma non che riunifichi quelli che rubano con quelli che non hanno più i diritti, ma che riunifichino il Paese a partire dall'onestà per provare a cambiarlo. Hanno proprio cercato, se ci pensate, di usare la crisi e stanno ancora cercando di usare la crisi proprio per cancellare i diritti, per fare in modo che quando questa situazione sarà finita nulla è più come prima e le persone non avranno neanche più la libertà e la dignità di poter essere persone libere dentro i luoghi di lavoro. Hanno cancellato l'articolo 18, hanno modificato l'articolo 8, hanno cancellato i contratti, hanno tentato di tutto e noi penso possiamo dimostrare con chiarezza non solo che non rinunciamo a questi obiettivi,
ma che